Domenica 31 ottobre, San Quintino. È il 304esimo giorno dall'inizio dell'anno, ne mancano 61 al termine. Il sole sorge alle 6:48, tramonta alle 16:59. La luna sorge alle 2:03, tramonta alle 15:18. Sotto il dogado di Giovanni Dandolo viene per la prima volta coniato il Ducato d'Oro, la moneta principe della Serenissima, universalmente stimata e ricercata per finezza, d'utilità e per l'identità di conio che sempre manterrà. Di 24 carati il suo valore era di 3,02 lire venete, caratteristiche che non varieranno se non per piccolissimi aggiustamenti fino alla caduta della Repubblica. Le previsioni per domani: cielo coperto, di notte nebbie da diffuse locali andando dalla costa alla pedemontana, in dissolvimento al mattino. Precipitazioni, probabilità in graduale aumento a partire da ovest nella prima metà di giornata e del pomeriggio ovunque alta. Si verificheranno in particolare nella seconda metà di giornata, quando saranno maggiormente probabili anche rovesci, con maggiori accumuli su zone montane e pedemontane. Quota neve fino al pomeriggio ben al di sopra dei 2000 metri, di sera in calo fino anche a 1700-2000 metri sulle Dolomiti. Temperature di notte in aumento, di giorno in calo eccetto aumenti su costa e zone limitrofe. Differenze anche sensibili rispetto a domenica, più probabilmente nelle ore diurne. Tiene, vivace ed operosa cittadina in provincia di Vicenza, ha le sue origini in epoca romana. Per quanto riguarda invece l'origine del nome della città, esistono diverse ipotesi. Potrebbe essere ricavato per similitudine con il nome germanico della città belga di Tirlemont, oppure potrebbe essere un gentilizio. Nasce attorno ad un castrum e si trasforma nel Medioevo in castello di difesa del borgo arroccato attorno alla sua chiesa, la Pieve di Santa Maria. Molto importante a fine 1200 fu la costruzione della roggia comunale, corso d'acqua che divenne la fonte di energia di molte botteghe artigianali, grazie alle quali la città divenne un importante polo commerciale tra la pianura e l'altipiano. Il Duomo, intitolato a San Gaetano e risalente al 1300, fu restaurato nel 1630 e proprio al periodo barocco si devono l'aspetto attuale, la cupola e altri arredi interni.